Le caratteristiche che in molti casi rendono unico e prezioso un prodotto del nostro artigianato, se opportunamente valorizzate e comunicate, possono essere una leva formidabile per conquistare nuovi mercati. A questo obiettivo guarda il progetto Valore Artigiano, oggetto nei giorni scorsi di un convegno. Il saper fare degli artigiani, la qualità che essi esprimono nel creare oggetti mai banali, spesso unici, sono requisiti di base e risorse sulle quali può essere oggi costruita una nuova identità dell'impresa e del suo prodotto. In altre parole, bisogna valorizzare quelle straordinarie capacità in chiave contemporanea, dando ulteriore impulso ad una creatività attenta alle tendenze e alle aspettative del mercato, utilizzando strumenti di comunicazione, di promozione e distributivi moderni, anche per cogliere i vantaggi che la globalizzazione ha portato. Insomma, bisogna accettare e cavalcare il cambiamento, perché è praticamente impossibile sperare nello sviluppo della propria attività senza aggiornare organizzazione, processi e prodotti. Valore Artigiano, il progetto voluto e presentato da Confartigianato e CNA di Vicenza, con il contributo di Regione Veneto, Camera di Commercio ed ente bilaterale dell'Artigianato Veneto, e che si avvale della direzione scientifica di Venice International University e di quella artistica di Agenzia del Contemporaneo, intende fornire un aiuto in questo senso alle imprese per dare loro nuove opportunità commerciali e rilanciare la competitività del Made in Italy sui mercati internazionali. A fare da cornice all'evento è stata, non a caso, la ditta tessile Bonotto a Molvena, denominata la Fabbrica Lenta, a significare che il prodotto esclusivo e di pregio, per essere tale, necessita di capacità e tempi realizzativi adeguati. Una condizione tipicamente artigiana, indispensabile per esaltare tradizione e amore per il proprio lavoro, che va difesa e per questo spiegata, usando strumenti e linguaggi moderni. Così ha rimarcato l'ospite della serata, Giovanni Bonotto, accogliendo il folto pubblico che ha partecipato all'incontro e ha raccolto i numerosi spunti offerti dai testimonial presenti, imprenditori ed esperti di design. Suggerimenti tesi a porre in risalto le specificità dell'artigianato, a mettere la cultura artigiana in wifi col mondo, per usare le parole di Bonotto, e ai quali si ispira il progetto di cui ci parla Marco Bettiol dell'Università di Padova, direttore scientifico di Valore Artigiano. Valore Artigiano si propone 3 filoni principali. Uno è il tema del design. Sappiamo che oggi il rapporto tra design e artigianato è un rapporto molto frizzante, che dalla combinazione del saper fare degli artigiani e della creatività dei designer possono nascere dei progetti che hanno la capacità di poter entrare nei mercati internazionali. Noi vogliamo rafforzare questa capacità portando a Vicenza un nucleo di designer internazionali e mettendoli a contatto, facendoli lavorare gomito a gomito, giorno per giorno con gli artigiani. Il secondo filone del progetto riguarda il tema delle nuove tecnologie, del social media, del web e dell'e-commerce. Noi crediamo che gli artigiani oggi, vista la loro qualità, le loro competenze, debbano essere protagonisti nel mondo. Per questo hanno bisogno oggi di utilizzare tecnologie che le consentono di raccontare e di presentare la loro qualità. Noi faremo un laboratorio attraverso il quale aiuteremo gli artigiani a approdare in modo significativo sul web. Il terzo elemento riguarda questa nuova rivoluzione che sono le tecnologie a fabbricazione digitale, le stampanti 3D, che rappresentano oggi la frontiera dal punto di vista dell'innovazione tecnologica. Noi crediamo che queste rappresentino degli strumenti estremamente utili e interessanti con i quali gli artigiani si possono confrontare. Costituiremo uno spazio laboratorio dove gli artigiani avranno la possibilità di accedere, di utilizzare queste macchine, sperimentare, capire le loro potenzialità e ibridare le competenze tipiche del saper fare manuale con oggi la qualità dell'innovazione tecnologica. Noi pensiamo che da questo possano nascere dei percorsi estremamente interessanti per aprire nuovi mercati e per costruire innovazione. Ciò che sa esprimere la cultura artigiana, è stato detto, non può essere affidato solo a circuiti distributivi ristretti o romantici mercatini, ma merita oggi ben altri palcoscenici e la rete è, in tale prospettiva, uno strumento oltre che utile anche alla portata delle piccole imprese per i costi contenuti che comporta. Perché, come dimostra chi ci ha provato, le opportunità non mancano, ma per coglierle bisogna aprirsi al mondo. C'è l'Europa che in questo momento sta soffrendo, ma c'è un'altra metà del mondo che sta crescendo, che è giovane e che ha bisogno dei nostri prodotti, della nostra innovazione e della nostra mente che riesce ogni giorno a reinventarsi.
Recepite le esigenze e ricercate le soluzioni, l'obiettivo delle associazioni di categoria è favorire l'utilizzo di strumenti che aiutino le imprese a crescere, soprattutto in un momento di difficoltà come quello che stanno vivendo. Confartigianato lancia le idee, lancia i temi, trova magari anche le risorse con qualche aiuto regionale piuttosto che nazionale, piuttosto che europeo, e bisogna cogliere l'occasione. Credo che queste progettualità sono quelle che possono darci quella spinta in più proprio per attivare il cervello, la mente e innovarsi e andare sui mercati. Per le nostre imprese, che possono vantare punti di forza straordinari, è dunque importante allargare i propri orizzonti, far conoscere ad una platea più ampia la qualità di cui sono capaci. Un obiettivo subito condiviso e sostenuto dalla Regione Veneto, partner del progetto Valore Artigiano. E io credo che è di questo di cui ha bisogno il nostro territorio in questo momento, di cui ha bisogno il nostro Veneto, quello di saper valorizzare ciò che abbiamo, uno straordinario capitale umano, uno straordinario capitale di competenze, di creatività, di saper da sempre innovare, perché è stato nel cuore stesso dei nostri imprenditori saper sempre adattarsi in maniera flessibile alle esigenze del mercato, però rivalorizzandolo in chiave moderna, quindi in chiave al passo anche con il terzo millennio, con un mondo globalizzato, con un mondo che si confronta sulla rete, quindi con un mondo che parla di e-commerce, che parla di tre dimensioni nel momento in cui si immagina un prodotto, un mondo anche che sa valorizzare i nuovi talenti e li sa mettere a frutto, unendo l'esperienza sicuramente di grandi artigiani e l'innovazione e la creatività di nuovi designer. Ecco il calendario dei workshop rivolti alle imprese che si terranno a novembre presso la Scuola d'Arte e Mestieri a Vicenza. Il 14 sul tema del design, il 21 sull'e-commerce, il 28 sull'utilizzo delle stampanti 3D. Per ognuno di questi percorsi sarà poi attivato un laboratorio nel quale 10 artigiani avranno la possibilità di collaborare con degli esperti del tema e applicare fin da subito alla loro realtà i contenuti emersi. Per informazioni e adesioni, gli interessati si rivolgano alle associazioni promotrici dell'iniziativa.